Luca Dorio, uno dei grandi protagonisti di questo derby, finisce in parità, forse anche giustamente per quello che si è visto in campo, però direi una buonissima prestazione del Padova. Sì, una buona partita, e pareggio si potevamo fare anche di più, comunque è andata bene così, possiamo dirlo, e niente, possiamo dare molto di più e cerchiamo di farlo settimana per settimana. Senti, molto da ridire anche sull'operato degli arbitri, a mio avviso. Beh, gli arbitri, ogni arbitro arbitra a modo suo, non possiamo appigliarci sugli arbitri perché sennò non è più finita. Le squadre sono due, una vince, una perde, oggi abbiamo pareggiato, portiamo a casa il punto. Senti, sono due squadre queste che lotteranno fino alla fine anche per un piazzamento in Serie B, in promozione. Non mi sbilancio perché non voglio dire niente per scaramanzia, però possiamo fare bene e meritiamo di stare in alto. Però c'è da dire che se il Petrarca è la grande favorita di questo campionato, voi non avete per nulla sfigurato. Bah, grande favorita forse perché hanno i nomi sulla carta, ma le partite vanno giocate in campo, quindi possiamo fare bene soprattutto noi. Grande prestazione di Luca Dorio, ho detto anche in telecronaca, soprattutto in fase di interdizione, no? Sì, sono un giocatore che è abbastanza offensivo e cerco di dare il meglio quando ho la palla. Ovviamente tante cose si possono migliorare e speriamo che con Mister Rodriguez insomma si può imparare molto, ecco. L'importante è che siate rimasti ancora imbattuti. Sì, esatto, imbattuti dall'inizio, però tanti pareggi, va bene anche il punto, dai. Andiamo a prenderci in trasferta quei punti che mancano. Bisogna, assolutamente.